Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. La crisi idrica, ora a mezza gela a secco, in serie difficoltà tutto il settore agricolo. Per gli invasi mal ridotti, problemi per grano, frutta e verdura. Legambiente Sicilia, rischiamo un'estate drammatica. Ponte sullo Stretto, il sindaco di Messina Basile vuol conoscere l'impatto del cavalcavia sulle ferrovie e sugli altri servizi della città. Nel pomeriggio sportelli aperti per gli espropri contestati nei giorni scorsi, ma il governatore Schifani assicura il ponte genererà nuovi investimenti per oltre 17 miliardi. Intollerabili episodi di violenza a Catania e Messina e via Sant'Euprio, medico e autista di un'ambulanza aggrediti da 2 ragazzine. Il presidente del 118 Castro, siamo angeli dei soccorsi, basta brutalità. Sit-in per il diritto alla salute dei comitati di Lipari, Barcellona e Milazzo nella maggiore delle Eolie. Intanto nelle isole arriva lo stop ai collegamenti navali integrativi gestiti dalla Regione. A Taormina in più di 1000 al Teatro Antico, al concerto di primavera, musiche di Mascagni, Bizet, Morricone, Piazzolla, eseguiti da 2 orchestre, una italiana e l'altra svizzera. A Catania, mondanità e spettacolo all'anteprima di In viaggio con Mimì, il film dedicato al capolavoro di Lina Wertmüller, Mimì metallurgico, in sala con Tuccio Musumeci, protagonista Giancarlo Giannini e il regista Alfredo Lopiero. Calcio, il Catania perde ancora e sprofonda in classifica. Per evitare il play-out diventa decisivo il derby di domenica con il Messina, vittorioso con il Monterosi e virtualmente salvo. Trapani fa festa e torna nel calcio semiprofessionistico. I Granata, imbattuti, vincono anche il big match con il Siracusa e ritrovano la Serie C dopo 4 anni di attesa. Bentrovati, la crisi idrica colpisce anche Gela. Mezza città è a secco, si rischia un'estate drammatica. Gerry Italia. Mezza gela è a secco. Dall'11 marzo Siciliacque ha ridotto i quantitativi di acqua in tutta la provincia di Caltanissetta. In totale sono circa 100 litri al secondo in meno, circa il 22% in meno dei quantitativi forniti a Caltacqua. E mentre il governo Schifani chiede lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica sull'isola, l'azienda che gestisce il servizio idrico in città ha adeguato il piano di emergenza, tagliando sia il numero di ore di distribuzione che le turnazioni distributive. Intanto i rubinetti rimangono a secco in diversi quartieri e i cittadini scendono in piazza. Non se ne può più, è una settimana forse più che non viene l'acqua. Siamo in Africa, i paesi, vedete voi, è un paese civile come Gela, è una vergogna, no? Andare a cercare l'acqua, comprare l'acqua, non se ne può più. Strade adiacenti alla nostra hanno avuto l'acqua anche per 24 ore di fila. Noi invece neanche 10 minuti per poter anche sopperire ai servizi igienici a casa. Poi per il resto che cosa le posso dire? Speriamo che qualcuno si muova. Sono andata io a casa dei parenti a farmi la doccia. Dopo 10 giorni c'è che manca l'acqua, a secco proprio, a secco. Ora sta arrivando, ora, proprio a momenti. Non si può. Io 300 euro d'acqua ho pagato. Problemi drammatici anche nel settore agricolo, dove le condizioni critiche degli invasi amplificano la crisi. Un allarme lanciato da tempo da Legambiente Sicilia. Ad oggi, nei diversi invasi artificiali siciliani, l'acqua contenuta è di gran lunga sotto la soglia delle prossime necessità, scrivono gli ambientalisti. E Legambiente punta i riflettori anche sulle proposte progettuali per la ripresa di infrastrutture dimostratesi fallaci già da tempo. Centinaia di milioni di euro che rischiano di finire nel calderone dei grandi appalti, terreno privilegiato della criminalità organizzata. Confagricoltura intanto chiede misure straordinarie per le imprese sulla scia di quanto accaduto in Emilia-Romagna nel post-alluvione. A Messina aprirà nel pomeriggio lo sportello dello Stretto di Messina per le informazioni sugli espropri contestati nei giorni scorsi. Il sindaco della città, Basile, intanto chiede di parlare con Ferrovie in vista della realizzazione della nuova stazione a Gazzi. Francesco Triolo. I dubbi e le perplessità. Il tema dei lavori del ponte sullo Stretto. A Messina, pomeriggio, aprirà lo sportello e la società Stretto di Messina per i cittadini che chiederanno informazioni sulle procedure espropriative
e l'avvio di quella che è stata definita la fase intermedia. Per 60 giorni a partire da oggi i titolari di fabbricati, terreni, attività produttive ricadenti nelle particelle d'esproprio potranno rivolgersi per l'assistenza con personale tecnico. E ci saranno anche gli esponenti dei comitati No Ponte che hanno annunciato la propria presenza per fornire informazioni a supporto di chi non vuole la costruzione dell'opera. Entra in gioco anche l'amministrazione comunale che guarda soprattutto all'appuntamento del prossimo 16 aprile, quella conferenza dei servizi preparatoria agli atti successivi che diventa un punto di riferimento per le istanze del territorio. Il sindaco Federico Basile ha chiesto inoltre un incontro con il presidente ed i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per capire bene a che punto è la progettazione della nuova stazione prevista a Gazzi, che è di competenza di RFI, anche se rientra poi nella progettazione esecutiva del ponte. Serve capire, visto che la macchina si sta mettendo in moto in maniera accelerata, quali sono poi i riverberi diretti nella nostra città, non solo per i cantieri ma anche per tutti i servizi. È preoccupato? Non sono preoccupato, sono realista e come si diceva anche in questa sede dobbiamo capire bene le cose per poterle poi poter affrontare. Siamo in un momento in cui si passa dalla progettazione all'eventuale sottolinea esecuzione e le cose devono essere chiare per tutti. Il ponte genererà investimenti per 17 miliardi di euro. Il presidente Schifani, con gli amministratori delegati di Webuild e Ferrovie, RFI, fa il punto sui cantieri e sulle ricadute occupazionali del ponte in Sicilia. Luca Ciliberti. Il ponte non sarà una cattedrale nel deserto, al contrario già adesso, a pochi mesi dall'apertura dei cantieri, la Sicilia sta producendo investimenti infrastrutturali per oltre 17 miliardi di euro destinati a strade, autostrade e ferrovie che serviranno ai collegamenti interni. Oggi a Palermo conferenza stampa congiunta del presidente della regione siciliana Renato Schifani con l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini e con il presidente di RFI Dario Lobosco per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti nell'isola e sulle attività di formazione avviate dal gruppo in collaborazione con la regione. Perché se l'obiettivo di Salvini è far partire i lavori, quello di Schifani è anche creare occupazione con manodopera locale da formare per specifiche esigenze di un'opera che nella migliore delle ipotesi impiegherà una decina di anni per vedere la luce. Quello che stiamo facendo, una cosa importante di questo nostro lavoro è quello che si confronta sempre con le persone, si confronta con i ragazzi, si confronta con il mondo del lavoro e oggi il piano di investimenti che la Regione sta vivendo è gigantesco. Salini risponde alle polemiche sollevate dalla politica e dai movimenti No Ponte, resisterà al vento, starà in piedi. Mentre se ne parla nel mondo ne sono già stati costruiti 5 di ponti col sistema studiato per il ponte di Messina, commenta sarcasticamente l'amministratore delegato di Webuild. Le persone che non si occupano di ingegneria possono stare tranquille, c'è gente che si sta occupando di questi problemi. E a proposito delle polemiche legate agli espropri e al rischio che alcuni terreni possano essere già nelle mani della criminalità organizzata, si stanno facendo gli appositi controlli e con i protocolli di legalità per dare trasparenza. Può accadere qui e dappertutto, dice Salini. I problemi vanno gestiti insieme dal sistema delle imprese e dai corpi dello Stato. Non abbiamo timori da questo punto di vista. Anche la Coldiretti siciliana, come le delegazioni delle altre regioni, partecipa al Valico del Brennero alla manifestazione per dire basta ai cibi importati. Eccoli qua. Obiettivo: 1 milione di firme per fermare i prodotti d'Oltralpe camuffati come italiani, per difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori del nostro paese. Per 2 giorni gli agricoltori affiancheranno le forze di polizia nella verifica del contenuto di tir, camion, frigo, autobotti in transito alla frontiera. La Coldiretti chiede di estendere l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Unione. Intollerabili episodi di violenza minorile a Catania e a Messina. In via Sant'Euplio, medico e autista di un'ambulanza aggrediti da 2 ragazzine. Il presidente del 118 Castro dice: siamo angeli dei soccorsi, basta brutalità. Tonino De Mana.
Medico e soccorritore del 118 aggrediti da 2 adolescenti in pieno centro a Catania. Un anziano di 84 anni selvaggiamente picchiato da 4 ragazzini a Messina. Sono gli ultimi inquietanti episodi di una violenza cieca e gratuita che vede protagonisti giovani, a volte addirittura sotto i 14 anni. Bambini o poco più, protagonisti di gravi fatti di cronaca come le aggressioni a Villa Bellini o il pestaggio a 2 operatori del 118 che stavano prestando soccorso in un'abitazione di via Sant'Euplio. È all'altezza del civico 30 che 2 minorenni, forse in preda ai fumi dell'alcol, se le danno di santa ragione, ma quando interviene il personale del 118 a sua volta riceve una buona razione di schiaffi, pugni e calci. Un atto deplorevole, deprecabile, che noi speriamo sempre che non succedano più, ma purtroppo questo è il fenomeno e va assolutamente combattuto. Non è assolutamente giusto, perché loro sono, ricordiamoci, degli angeli del soccorso, sono coloro che effettuano il primo soccorso e quindi anzi bisogna sostenerli. Una spirale di violenza agli operatori di soccorso che non accenna a diminuire, tanto da rendere necessari provvedimenti urgenti. Noi ci stiamo muovendo e valuteremo come farlo al più breve, dei corsi di autodifesa per quanto riguarda gli autisti soccorritori e anche, perché no, delle webcam da mettere all'interno di ogni equipaggio che servono proprio da deterrente nei confronti di questa aggressione. E a quanto pare a Messina è bastato soltanto un rimprovero o un invito alla prudenza per fare scattare l'aggressione di 2 giovani a bordo di altrettanti scooter ai danni di un 84enne che si trovava insieme al nipotino nei pressi della panoramica dello Stretto. L'anziano è stato trasportato all'ospedale Papardo e in queste ore sarà sottoposto ad una TAC per verificare eventuali danni. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, è intervenuta all'Istituto Montessori Mascagni, all'osservatorio dedicato proprio alla devianza giovanile. L'ha incontrata per noi Torino De Mana. Coinvolgiamo l'informazione e la stampa in quello che è il processo educativo nei confronti di quelli che sono i ragazzi. I ragazzi apprenderanno non solo come si fa un giornale, c'è un aspetto tecnico, ma anche come si acquisisce una notizia e l'importanza delle notizie e anche una maggiore conoscenza del territorio. Non si può solo pensare ad un'attività repressiva che pure è in atto e le forze dell'ordine sono impegnate a 360 gradi, ma occorre anche cercare di recuperare questi ragazzi in un processo di educazione alla cittadinanza attiva. Quindi l'obiettivo che ci si propone è questo, non è un obiettivo da cui ci aspettiamo risultati immediati, però in qualche modo abbiamo iniziato e speriamo che questa attività messa in campo possa dare i suoi frutti. Coltello alla mano terrorizzava i commercianti di Belpasso. È stato arrestato dai carabinieri, è un 39enne autore di una rapina e di un colpo fallito dopo una colluttazione con gli esercenti di una farmacia. Roberta Lunghi. Era riuscito a terrorizzare i commercianti di Belpasso, nel catanese, dove coltello alla mano aveva svaligiato le casse di una tabaccheria e dopo 6 giorni aveva tentato di farlo in una farmacia, dove però è stato costretto a fuggire dopo una breve colluttazione con i farmacisti. Proprio durante la fuga l'uomo è stato bloccato dai carabinieri. Sono state le telecamere dei sistemi di videosorveglianza a svelare agli investigatori le modalità identiche di azione e la fisicità del rapinatore, agile nel suo saltare sul bancone degli esercizi commerciali. I carabinieri di Belpasso hanno così arrestato un pregiudicato di 39 anni, servendosi nelle indagini anche delle testimonianze dei dipendenti e grazie alla conoscenza dei soggetti criminali sul territorio hanno ipotizzato si potesse trattare per entrambi gli episodi proprio dell'uomo arrestato, capace di agire con estrema sicurezza e freddezza anche al cospetto di numerosi clienti all'interno dei locali. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere in Piazza Lanza a Catania. Il diritto alla salute negato e calpestato, sit-in dei comitati di Lipari, Barcellona e Milazzo, uniti in assemblea permanente nella Maggiore delle Eolie. Il pronto soccorso e il punto nascite restano i nodi centrali, mentre nelle isole arriva lo stop ai collegamenti navali integrativi gestiti dalla Regione. Roberta Lunghi.
Non vogliamo più ascoltare, lo ripeto, tutte le vostre scuse, tutte le vostre bugie che ci avete propinato per anni, anche venendo qui sui nostri territori e facendo delle promesse inutili. Un appello alla politica perché ci siano più ospedali e meno affari. Con questo slogan gli abitanti delle Isole Eolie sono scesi in piazza rivendicando l'universalità del diritto alla salute, secondo i manifestanti negato e calpestato, soprattutto in aree marginali e periferiche del paese. Non abbiamo più delle sale operatori funzionanti, non abbiamo medici, anestesisti, non abbiamo ortopedici, non si può nascere a Lipari. Un picchetto che ha unito i territori di Lipari, Milazzo e Barcellona, tanti quanti distretti sociosanitari, proprio a seguito della istituzione dell'Assemblea Permanente per la Salute Pubblica. Un grido di allarme dunque che si estende ancora di più al serpeggiare dell'idea per molti di abbandonare le isole per vivere dove esiste maggiore tutela alla salute. Molta gente d'inverno è costretta anche a lasciare le isole e vanno soprattutto gente di una certa età, vanno dai figli oppure che ha delle case, si sposta e abbiamo lo spopolamento appunto isolano. Prossimo appuntamento alle Eolie fissato per sabato 13 aprile a Lipari, prima della grande manifestazione a Milazzo il 17 maggio. Il tutto nella giornata in cui è iniziata la sospensione dei collegamenti integrativi con le Eolie delle navi Caronten Tourist operanti in convenzione con la Regione. Dopo bandi andati deserti e annunci di soluzioni epocali con la stagione turistica avviata, questo è un colpo per le isole. Così Cristian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole di Sicilia, e si preannuncia una nuova battaglia per la tutela dell'economia del territorio. Spettacolo, oltre 2000 spettatori ieri mattina al Teatro Antico di Taormina per assistere al concerto di primavera. In scena le musiche di Mascagni, Bizet, Rodrigo, Morricone, Piazzolla, eseguite da due orchestre, una italiana e l'altra svizzera. Emanuela Corsi. Oltre 1 migliaio di persone, nonostante il caldo e le temperature estive, hanno assistito all'eccezionale concerto di primavera nella splendida location del Teatro Antico di Taormina. Di scena 2 orchestre, una italiana e una svizzera. L'orchestra Plettro, città di Taormina, storica formazione con oltre 100 anni di esperienza, diretta dal maestro Antonino Pillitteri, e l'orchestra mandolinistica di Lugano, diretta dal maestro Nicola Buller. Hanno eseguito brani del repertorio di Mascagni, Bizet, Rodrigo, Morricone, Piazzolla e Shostakovich. L'evento è nato dalla collaborazione tra il Parco Archeologico Naxos Taormina e il Comune di Taormina. Catania, red carpet per celebrare Giancarlo Giannini e il film Un viaggio per incontrare Mimì, che ripercorre le tappe siciliane del grande attore che si preparava a girare il film culto di Lina Wertmüller, Mimì Metallurgico, un evento mondano diretto dallo stesso regista Alfredo Lopiero. Eva Spampinato. Sono tornata a Catania perché voglio incontrare Mimì. Giancarlo Giannini si racconta a distanza di 50 anni dal film che ha lanciato la sua carriera, Mimì Metallurgico, e lo fa in un viaggio che ripercorre le stesse tappe attraverso la Sicilia che lo portarono da Palermo a Catania, prima di iniziare a girare le scene del cult movie di Lina Wertmüller. Penso che abbiate capito quanto io ho amato la Sicilia, perché se io non avessi fatto questo film in Sicilia non sarei qui e non avrei fatto tante altre cose. Poi è vero che andavo in giro con una cinepresa, facevo fotografie, volevo imparare un po' la Sicilia. No? Catania si è vestita a festa per Giannini. Un red carpet ha accolto tutti gli ospiti per l'anteprima del film diretto da Alfredo Lopiero, con auto storiche, balli a tema, personaggi stravaganti e il cast al completo. Un viaggio per incontrare Mimì è l'inizio di una carriera professionale, quella di Giancarlo Giannini, ma un viaggio per incontrare Mimì è anche l'inizio di una carriera
di un gruppo di ragazzi che appartengono a un progetto visionario che è il Cinecittà. Teatro Metropolitan stracolmo e applausi a scena aperta per l'attore che quest'anno ha ricevuto un altro importante premio alla carriera, come il riconoscimento della stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il film è impreziosito dalla partecipazione di Tuccio Musumeci. Fu lui ad insegnare a Giannini il dialetto catanese. Io ho imparato il siciliano alla perfezione, questo sì. Parlavo proprio il catanese. Il catanese è una lingua bellissima che è molto musicale. E sono tornato a casa. Evviva, molto bello. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la crisi senza fine del Catania in campionato e il ritorno in Serie C del Trapani. State con noi. Riprendiamo il TG con il calcio. Il Catania perde nuovamente in campionato, la Virtus Francavilla si impone per 1-0. Il terzo stop consecutivo per gli uomini di Zeoli, sempre più invischiati nella lotta play-out. Marco Carli. Nemmeno la conquista della Coppa Italia ha cambiato le cose. Quello spirito, quella voglia che i rossazzurri hanno messo in campo col Padova sono spariti. La squadra che ha inseguito il risultato in finale, seppur favorita dall'espulsione degli avversari, ha lasciato spazio alla consueta versione del campionato. Un gruppo che sembra senza anima, sicuramente inconcludente. Insomma, un film già visto, il solito della stagione come dimostrano i numeri. 16 sconfitte, 3 di fila. Catania penultimo per rendimento nell'anno solare in corso. Solo il Brindisi ha fatto peggio nel 2024. La Turris, sconfitta in casa dall'Avellino, lascia ancora il destino salvezza nelle mani dei rossazzurri, ma è ovvio che il cammino deve cambiare. Decisive le ultime 3 e soprattutto il prossimo derby col Messina. Ancora siamo artefici del nostro destino, è chiaro che noi dobbiamo fare qualcosa di più, tanto di più. E in questo momento non ho mai chiesto niente, chiedo un po' di compattezza, tutto l'ambiente, tutte le situazioni. È chiaro che non possiamo chiedere questo se poi non facciamo determinate cose da domenica prossima. In casa della Virtus Francavilla decide artistico giovane bomber di razza che segna ancora il Catania e che nel primo tempo aveva anche colpito un palo. Dei rossazzurri, come detto, nessuna traccia o quasi, è una corsa per evitare i play-out maledettamente complicata. In questo momento pure le cose più semplici diventano insormontabili. Ripeto, siamo ancora artefici del nostro destino. Con il successo sul Monterosi, il Messina ha compiuto un passo decisivo verso la salvezza. Domenica prossima derby a Catania, disponibili Emmausso e Polito, che hanno scontato la squalifica. Sergio Colosi. Il Monterosi si conferma portafortuna del Messina, che si rilancia come all'andata e ipoteca la salvezza. Rosafio e Plescia hanno firmato il ritorno alla vittoria dopo oltre un mese, nonostante la parentesi negativa del gol di Eusepi nella ripresa e gli errori sotto porta di Giunta e Zunno. A fine gara Giacomo Modica ha anche parlato della prossima stagione. Ancora una volta devo elogiare questa squadra perché dopo la settimana di Castellammare eravamo stati giustamente anche un po' criticati, perché questo è il calcio, tutto gira intorno ai risultati e quindi una prova di grande maturità l'hanno espressa anche oggi. A fine gara Giacomo Modica ha anche parlato della prossima stagione. Si può anche parlare di futuro, ma si devono fare le cose per bene. Se ciò non è possibile, arrivederci, è stato bello, vi bacio a tutti, vi ringrazio e ognuno va per la sua strada. Non chiudo porta, ma voglio essere chiaro che non siamo qua a elemosinare un contratto, siamo solo certamente convinti di dover poter fare qualcosa di importante per il Messina. Domenica prossima derby a Catania. Torneranno disponibili Emmausso e Polito, da valutare in settimana il recupero di Ortisi e Lia, presenti in panchina contro il Monterosi, ma ancora sotto osservazione dopo i rispettivi infortuni a Castellammare di Stabia. Il Trapani festeggia la promozione in Serie C, un gol di Balla nel big match con il Siracusa vale il ritorno nel calcio professionistico. Marco Carli.
Trapani, piazza storica del calcio isolano e non solo, torna tra i professionisti dopo 4 anni di attesa ed è festa al provinciale in città. I Granata hanno dominato il campionato e la stagione, 26 vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta. La finale di Coppa Italia di Serie D conquistata e la promozione in C ottenuta contro l'altra grande protagonista del campionato, il Siracusa, che ha fatto benissimo e che adesso pensa a play-off e possibile ripescaggio. Ha deciso Balla con una grande conclusione dalla lunga distanza in avvio di ripresa, scatenando la festa. Trapani vive una grande rinascita nello sport. Antonini, oltre al calcio, sta riportando in alto anche il basket, patrimonio storico della città. Il salto di categoria, che non è solo quello di andare in Serie C, ma quello di avere cominciato a costruire qualcosa di importante. Il primo giorno che sono venuto qui, ho fatto la conferenza stampa di presentazione, avevo gli occhi di fronte di persone che mi guardavano un po' come se fossi un pazzo. E dentro di me pensavo che tutta quella era energia positiva, perché mi spingeva ancora di più a tentare di realizzare quello che ho realizzato. Promozione arrivata con 4 turni d'anticipo in campo. Come detto, è stata una cavalcata incredibile per tutta la stagione, con un condottiero siciliano di Catania, Alfio Torrisi, alla fine ovviamente entusiasta. Oggi a fine partita uno dei giocatori più rappresentativi di questa squadra mi ha detto: mister, ma che hai combinato? E questo per me vale tanto, perché vuol dire che si è fatto qualcosa di importante soprattutto nella gestione dei valori umani. Complimenti, noi ci fermiamo qui, torneremo alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.